Salve a tutti, sono di nuovo io a BB Pokémon. Ci eravamo lasciati che Tieno aveva fatto dei Pokémon e abbiamo scelto qua. Io ho scelto un Crespin. Allora, prima esploriamo un po' qua. Io Acquarengo. Allora, c'è questa signora. Ti piacciono i Pokémon? Lo sapevo. Aspetta. Avevamo messo di sì. E qua questa signora ha detto, lo sapevo, anche a me piacciono gli amati. Poi c'è qualcun altro, mi pare di no. Allora, adesso scendiamo di qua. Allora, di qua troviamo questo signore che ci dà una pozione. Ok, allora, qua questo è il negozio di pozioni e qua serve per far ricaricare i Pokémon. Vabbè. Serve un po' di vestito. Qua c'è una bambina. A me io ricordo. Questo bambino che dice? Io e i miei Pokémon ci andiamo duramente. Qua c'è il negozio di Pokéball. Acquistiamo qualche Pokéball. Poi compra. Allora, ne compriamo, facciamo 5. Sì, 5 Pokéball. Va bene. No, usciamo di qua e adesso ci dirigiamo verso Borgo Borzetto. Saliamo le scale. Adesso qua incontreremo Shan che ci fermerà e ci sfiderà. Vorrà farci vorrà sfidarci. Allora, ecco Shan, allenatrice, manda in campo Froki. Allora, qua c'è Froki, poi c'è Spin. Allora, se c'è una lotta frustrata, Froki usa bolla e c'è Spin, usa frustrata. Froki ha esaurito l'energia, quindi perché Spin sale a livello 6 e guadagna punti esperienza. Oggetto pallone. Hai sconfitto Shan, allenatrice. Ah, Froki, avrei voluto vederti lottare più a lungo, dice Shan. Nel frattempo guadagniamo 500 Pokédollari. Adesso ci rimetterà in sesti Pokémon e vorrà che salutiamo nostra madre da parte sua. Allora, percorso 1, vicolo Borzetto. Qua andiamo, poi andiamo di qua e di questo è il nostro icon. Allora andiamo a casa e ci fermerà la nostra madre. Resterà sorpresa perché ha visto una Pokéball.
poi dirà che la lettera del professore parla che ci dobbiamo mettere in viaggio per andare per la religione di Carlos, ed è rimasta sorpresa. Adesso ci darà una valigia, dice. Adesso è tutto pronto. Adesso ci ha dato la mappa città. Certamente sappiamo come si usa, per chi non sa come usarla, si deve schiacciare il pulsante, si deve premere il pulsante X, aprire la borsa, poi scorrere fino alla tasca strumenti base con la pulsantiera. Poi se ci perdiamo si può consultare la mappa durante il viaggio. Adesso qua ci mettiamo in viaggio. Adesso qua ci ferma Ryan, che ci vuole salutare perché stiamo partendo. Ci vuole salutare e augurarci buona fortuna per la partenza. Adesso partiamo. Allora, andiamo di qua, andiamo di nuovo a Via Acquavengo. Questo per me è un po' strano, che non c'è un po' di erbalte, ma è sempre il vicolo d'ingresso, cioè è un percorso che forse è normale che non ci devono essere erba, perché ancora le Pokéball non ci sono, anzi ancora non hai acquistato le Pokéball, quindi è normale che l'erba non c'è. Allora andiamo qua, dopo questo signore ci fermerà e ci dirà qualcosa. Se cammini tra l'erba alta potresti imbatterti in un Pokémon selvatico. Non avere paura, la tua squadra di Pokémon sarà al tuo fianco. E che ha paura? Ecco qua, percorso 2, via Progresso. Un Pokémon. Allora, che cos'è? Un PJ. Sono indeciso se prenderlo. No, fuga. Vorrei prendere io un Fletching, che poi con l'evoluzione diventerà un uccello di fuoco. E mi interessa molto questo, perché ho un Fletching. Vabbè, stiamo parlando di te. Buonanotte. No, anzi sì, dobbiamo attaccare angolazione. E uccido da parte di Fletching. Allora, poi borsa. Ops, ho messo home. Allora, continuiamo. Poi mettiamo, aspettate, Pokéball, usa Pokéball. Strumento dotato di una capsula usato per catturare Pokémon selvatici. Si lancia contro il bersaglio come una palla. Allora usa. Lanciamo una Pokéball. Penso che, anzi sono sicuro che resterà nella Pokéball. Ok.
Funetching è stato catturato. Adesso ci dirò un po' di cose su Funetching, il Pokétest. Allora, Funetching, Pokémon pettirosso, tipo normale volante, altezza non ci interessa, una natura amichevole, comunica con i suoi simili tramite meravigliosi cinguetti e movimenti delle penne nella coda. No, va bene, non c'è niente, no. Ok, registrazione completa. Vuoi vedere un soprannome Funetching? No. Ok, qua poi c'è, qua di qua c'è Shanna e Serena, dove Serena ci farà vedere come si cattura un Pokémon, perché i genitori di Serena sono sono ottimi allenatori. Adesso si imbatterà con un Bannerville. Ok, metterò in campo. Anche lei ha Fletching. Scusate che non vi ho fatto vedere che mosse stavo utilizzando. Se state guardando qua, aspetta qua. Ecco. Pokéball. Serena c'è una Pokéball e di sicuro ha catturato un Bannerville. Ok, il Bannerville è stato catturato, quindi Serena ha catturato un Bannerville. Così sorpresa, Shan. Adesso Serena ci dà delle Pokéball. Ok, andiamo dentro. Ecco, c'è un Pokémon. Che Pokémon si tratta? Sono indeciso se prendere uno o no. Semmai poi posso prendere un altro Pokémon. No, vorrei prendere poi un altro Pokémon. No, non mi interessa prendere. Chi è qua? Ah, vi devo dire che il Pokémon che mi interessava, che voglio prendere, è Scatterbug. Ok? Allora, scopriamo quest'erba, incontriamo altre erbe. Ok, Pokémon selvatico. Che incontriamo un Fletching di nuovo. Tentativo di fuga fallito. Attenzione, caspita. Fuggiamo. Ancora fallito. Proprio sei testato, Fletch. Fuga. Oh. Allora. Fatto qua, adesso c'è un allenatore. Per prima cosa voglio cambiare un po' la squadra. Ok. Qua c'è il Fletching. E qua c'è Caspin. Invertiamo i ruoli. Però vediamo un po' info su Fletching. Azione ruggito. Allora, Fletching tipo volante. Aspetti fuori e evita che la sua luce diminuisca. Poi allora.
natura timida, accoglienza è facilmente evitabile. Ok, andiamo indietro. Allora, vorrei dare pozione a mio piccolo fungazio. No, qua. Pozione. Uso. Andiamo indietro. Adesso qua c'è un allenatore. Andiamo qua. Allenatore. Ogni sguardo dei due allenatori si incrociano. Quando gli sguardi dei due allenatori si incrociano è l'inizio di una lotta. Oh, lottiamo. Allora, Fredo, Bungo. Ha un Pokémon. Mette Zigzagoon. Allora, li mettiamo in campo fungare. 5. Gli vengo 5, gli vengo 2. Un po' difficile da battere. Allora, prima proviamo con azione. Allora, colpo coda. Petti fuori. Petting fuori. Ecco. Non gli fa poi un granché. Allora, non gli fa poi un granché. Allora utilizziamo Jaspin. Ok, Jaspin. Eccoti qua, Jaspin. Ruggito. Allora, vai con frustrata. Zigzagoon, frustrata. Azione. Anche Zigzagoon usa azione. Azione usiamo noi. Mi pare... No, ancora non è KO. Non ci credo. Ancora azione. Zigzagoon ancora azione. Penso che la Zigzagoon è KO. Infatti. Caspi riceve 51 punti esperienza. Sale in livello 7. Snatching sale a livello 3. Ok, cosa? Si è un po' forte. Ora te ne sei accorto. A B ha vinto 120 Pokédongari. Ok.